Allora, cerchiamo di capire, ritornando allo sport, vabbè, però il gelato e lo sport sono legati anche insieme in qualche modo, il giusto nutrimento per chi pratica attività sportiva, la giusta soddisfazione. No, ma a prescindere da questo, la regione è candidata oppure tra i candidati, quindi come va a concorrere per essere regione dello sport del prossimo anno, oppure ha già ottenuto il riconoscimento e sono già stati stanziati anche dei fondi, quindi siamo in corsa? Allora, la regione ha fatto tutte le cose che doveva fare, che erano di sua competenza, per poter essere un'ottima candidata. Se dobbiamo guardare ai soggetti che abbiamo portato a Longarone, che diciamo sono i numeri uno del mondo dello sport, come ho detto c'era oltre al CONI, poi c'erano quelli che si occupano delle Olimpiadi, le fondazioni, tutti i vari soggetti, anche quelli europei, diciamo che le prospettive sono di un risultato veramente positivo per una regione poi importante come il Veneto, che ha molte attrezzature, che dà importanza comunque già da tempo a livello di comuni, a livello di province, a livello di regione alle attività sportive e sarà anche per questo che noi sforniamo molti atleti che poi partecipano vittoriosi alle varie gare internazionali, alle Olimpiadi. Quindi è una battaglia che vede sicuramente il Veneto avvantaggiato per essere una regione che ha sempre dato importanza al settore dello sport, ma vedo che l'assessorato competente, guidato dall'assessore Corazzari, lo vedo molto attento a preparare tutto il materiale per poter essere vittoriosi, e le dichiarazioni fatte dai rappresentanti del mondo dello sport a livello nazionale ed europeo sono verso una buona notizia di riconoscimento di questo titolo di regione europea dello sport nel 2024. Quindi insomma ci sono buone prospettive e buone speranze, questo è importante. Il gelato quindi tiene... Il gelato è un'altra cosa, ma è complementare. Esatto, assolutamente. Invece la prossima manifestazione, si è appena svolta, appunto vedevamo questa manifestazione per l'Oreca, però è una cosa per gli addetti ai lavori, pur sempre importante perché comunque è un indotto, purché poverini gli addetti ai lavori continuano a lavorare, perché vista la crisi è un po' anche difficile. Poi parliamo di Arredamont, che è la prossima, e leggiamo prima il messaggio. Siamo arrivati a dei livelli eccezionali di produzione del gelato che vi garantisco a volte è difficile distinguerlo da quello artigianale. In ogni caso, se si compra l'industriale verificate sempre gli ingredienti, meno ce ne sono meglio è. Saluti. Beh, è un consiglio sicuramente da esperto, diciamo, no? Quindi esperto consumatore, ma magari questa persona sa anche che cosa vuol dire fare il gelato. Peraltro, se noi pensiamo, il gelato artigianale per eccellenza è quello che ci possiamo fare a casa nostra con la gelatiera, dove sappiamo quali sono gli ingredienti che mettiamo e, come dice questo signore, magari utilizziamo pochi ingredienti e lo facciamo più semplice possibile, ma anche più sano possibile. Ora, quando tu vai anche in altri paesi, ho visto che ci sono gelati che poi all'apparenza sono eccezionali, ma che poi sono pesanti, che non sono dei gelati facilmente digeribili, quindi l'attenzione agli ingredienti... dicevo, all'estero c'è questa tendenza. Sì, l'attenzione agli ingredienti è fondamentale, però il problema appunto del gelato artigianale è che non è sempre riconoscibile, e qui non da presidente della fiera, ma ripeto da consumatore, ritengo che come per altri prodotti, cibo, bevande, sia sempre più importante permettere al consumatore di sapere perfettamente, come lo ha nel gelato industriale, anche nel gelato artigianale, di capire con grande precisione che cosa sta comprando, che cosa sta utilizzando. Però in occasione proprio io ci stavo riflettendo un po' di una manifestazione fieristica come quella del gelato di Longarone, sperando che non venga portata via da altre città con fiere relative al gelato, un po' come succede col Festival del Cinema che si contende Venezia, Roma, vabbè. Però business è business. Ci sono dei grandi produttori di materia prima, che non è il latte o quant'altro, ma sono queste polveri sostanzialmente, che sono i grandi finanziatori di queste fiere, che sia Longarone ma anche diciamo Rimini. Questo, lo sono stati per Longarone fino a qualche anno fa. Queste grandi imprese, che sono fra l'altro delle multinazionali ormai, nate magari a Longarone, dove hanno sviluppato... Longarone, certo, ci sono delle imprese importantissime come la Pregel, come la Mec3, che sono delle multinazionali, ma 50 anni fa, 60 anni fa erano delle aziende artigianali, piccoline, del nostro territorio o dell'Emilia Romagna, e queste aziende ancora oggi riconoscono
Noi siamo diventati grandi grazie alla fiera di Longarone, perché ovviamente arrivavano tutti questi gelatieri, che ce n'erano una volta tantissimi rispetto ad oggi, d'origine cadorina, dalla Germania in particolar modo, e questi avevano bisogno di macchinari, di ingredienti, di materiali, diciamo, di tecnologie che venivano offerte da queste piccole imprese, le quali poi si scambiavano le tecnologie, le miglioravano e avevano sempre più mercato e hanno cominciato a vendere questi loro prodotti, queste loro tecnologie anche all'estero, quindi non solamente a Longarone, quindi sono diventate delle multinazionali molto grandi, molto importanti. Attenzione, loro fanno sì delle polverine, ma non solo quello, fanno tantissimi tipi di preparati base per fare il gelato, che sono di qualità, non è che siano anzi hanno delle grandi garanzie, diciamo, di salubrità, di qualità. Solo che, ecco, questo è il concetto un po' diverso, che è quello appunto della differenziazione poi, no? Che può essere dato invece da un gelato fatto in una certa località, da una certa gelateria, che si vuole distinguere per invece delle caratteristiche particolari, delle differenziazioni, dei gusti particolari. Per esempio, non credo che venga fatto il gelato al gusto di cacco, che in questo periodo è la stagione dei cachi, no? Mi viene in mente, certo, ecco, sì. Invece un gelatiere artigianale, può dire, vabbè, io voglio fare invece un gelato al sapore di cacco, allora deve andare a prendersi le piante, perché non credo che esistano questi gusti a livello di queste multinazionali. Quindi ci sono delle cose un po' più sofisticate, molto più particolari, certo. Però dal punto di vista anche igienico-sanitario, senza dubbio, uno va negli industriali, sono sicuri, esatto. Certamente. Comunque è un business, questo è importante ricordarlo, per il nostro paese, per tutto quell'indotto che si verrà anche a creare. Altro messaggio: buongiorno Presidente, sa che con questi rincari energetici sono costretto a fare il gelato una volta sola al giorno per risparmiare, ne va a scapito la freschezza, ma non posso permettermi la doppia lavorazione. Purtroppo questa è una realtà drammatica e questo gelatiere sicuramente ne ha ben donde per dire questa cosa. Ecco, devo dire sì, che ci sono delle nuove tecnologie, per esempio ci sono dei nuovi macchinari che noi stiamo cercando anche di promuovere tramite progetti europei, perché i progetti europei in questo momento si stanno buttando tutti sull'ambiente, sulla produzione di energia, sul risparmio energetico, e quindi macchine per fare gelato che consumano l'80% in meno di energia elettrica e di acqua per fare lo stesso prodotto di una macchina vecchia. E questo quindi è il momento anche di investire magari in nuovi macchinari. Sicuramente però la crisi indotta prima da Covid e adesso dal frazionamento del mondo, perché la guerra dell'Ucraina è un piccolo aspetto di quello che sta avvenendo, si sta creando due mondi separati, no? Ci sarà ancora la globalizzazione, ma ci sarà la globalizzazione del mondo più occidentale e la globalizzazione del mondo più orientale, che poi prima o poi dialogheranno tra di loro. Ma il mondo orientale è un mondo che detiene i 4/5 delle risorse prime, delle materie prime, fra cui quelle che sono essenziali in questo momento con le attuali tecnologie per produrre energia. E quindi le nostre imprese ne stanno subendo da questo contrasto, che non è, ripeto, solo la guerra in Ucraina, questo contrasto fra due mondi che ci sono oggi, è un contrasto potente che porta ad un aumento dei prezzi, e quindi purtroppo è una realtà drammatica che stiamo vivendo tutti. Sì, anche i cittadini, voglio dire, non solo infatti, ma poi abbiamo parlato anche con pasticceri e quant'altro che dicono a discapito del prodotto. Poi non è che puoi aumentare il prezzo del prodotto chissà quanto, perché uno alla fine non è che un gelato lo può pagare chissà che cifra, no, perché uno rinuncia, dopo non lo compra. È uno sfizio e non lo fa più. Io vedo già, mi ha colpito proprio nei supermercati, parlavo con un commesso che stava sistemando la merce, dicevo, ma sti gelati sempre questi sono, e non vanno, eppure fa caldo, non vanno perché i prezzi sono aumentati di 1-2 euro alla scatoletta. Costano a volte troppo, ragazzi, certo. C'è il rapporto qualità-prezzo, vabbè. A Redamont invece è la prossima manifestazione fieristica, vero Presidente? Che cosa ci aspettiamo? E dura 2 weekend, quindi sarà l'ultimo. Praticamente inizia il 27 di ottobre e termina il weekend dopo, quindi dura quasi 10 giorni. Questa quindi è importante. Esatto, è una fiera in costante crescita, perché è una fiera che espone prodotti bellissimi per l'arredo, di fattura soprattutto artigianale, soprattutto delle imprese bellunesi ma anche venete, che sono apprezzate in tutto il mondo. È anche una fiera internazionale, per cui per esempio ci sono moltissime imprese austriache, tedesche, di tanti altri paesi, soprattutto dell'Europa comunitaria,
ma anche di fuori Europa, quindi è una fiera internazionale. È una fiera non solo B2B ma anche B2C, cioè non è aperta solo alle imprese ma è aperta anche ai consumatori, a differenza della fiera del gelato che tranne che un giorno, la domenica, è una fiera che invece è concentrata, aperta agli operatori, alle imprese. È una fiera, quella di Arredamont, che attira le famiglie, che attira le signore, le mamme, le mogli, perché permette di trovare prodotti stupendi per rendere sempre più confortevole, bella, pratica la propria abitazione, la propria casa. È una fiera che è diventata famosa negli anni, perché stiamo parlando della 42esima edizione, se non sbaglio, quindi ormai è una fiera molto consolidata, ma che soprattutto sta crescendo, perché ci sono, nonostante la crisi, imprese che dicono: se noi andiamo a Longarone ampliamo, aumentiamo i nostri potenziali clienti, e quindi la fiera di Longarone per noi è il sistema per poter aumentare il nostro fatturato e soprattutto trovare domanda per i nostri prodotti. Se voi venite clienti finali come privati cittadini oppure clienti anche business? Tutto, proprio tutto, perché è una fiera che è aperta a tutti, quindi, ed è per questo anche che è molto lunga come periodo, che sono appunto quasi 10 giorni, perché si vuole dare a tutti la possibilità di poterla andare a visitare, evitando che ci sia eccesso di folla concentrata in una fine settimana, no? La fiera del gelato, che è solo per operatori, è più corta, è 3 giorni e mezzo, questa è quasi 10 giorni, no? Quindi è una fiera aperta a tutti, e il business è non solo vendere ad altre imprese, ma se vai a sentire le imprese ti dicono che il vantaggio di vendere ai consumatori è enorme, perché trovi un sacco di consumatori che vanno lì sul posto e trovano insieme 150-200 imprese che andare a trovare ognuna ci perdi la vita, mentre là le trovi tutte assieme, puoi paragonare e decidere che tipi di prodotti sono più belli, più utili per gli arredi, per le soluzioni di casa e anche ufficio. Quindi molteplici, sono molteplici risvolti. Allora, torniamo vediamo anche altri temi, oltre a questi naturalmente, dopo la pubblicità, tra poco.